L'autonomia differenziata, che può rappresentare, a mio avviso, più un'opportunità che un rischio. Governo, regioni, Parlamento saranno tutti chiamati a dare un contributo per rendere effettivi i principi di sussidiarietà e buon andamento, senza egoismi e senza penalizzazioni per nessuno. Autonomia da fare con la centralità del dibattito in Parlamento per arricchire le scelte, ma applicarla perché i cittadini la vogliono. Interviene anche la veneta Casellati, seconda carica dello Stato, per spingere il progetto di riforma che fa litigare la maggioranza di governo. E dal conclave evocato da Zaia per chiudere la partita ora si passa alle nozze in bilico, come fa il ministro Stefani. Quello tra noi, il Movimento 5 Stelle, dice non è un matrimonio fondato sull'amore, ma su un contratto. Se non viene rispettato è dura andare avanti. Vero è, aggiunge, che il confronto aspro serve a chiarire le posizioni. La prossima tappa è domani, nuovo vertice sul fronte cultura con Bonisoli, ma quello che conta sarà inizio settimana, finalmente, con il Ministro dell'Economia. Poi svela che il Premier ha annunciato che fisserà un incontro con i presidenti di Veneto e Lombardia per valutare con loro il testo dell'intesa prima dell'approdo in Consiglio dei Ministri. Ci sarà quindi la necessità di tener conto di tante esigenze e di contemperare aspetti geografici, sociali ed economici, sapendo che i cittadini ci chiedono di ridurre la distanza tra decisori e territorio in una logica di efficacia, di efficienza e di economicità. Salvini ribadisce la necessità di fare in fretta. Il governatore lombardo Fontana si augura che l'intesa si sblocchi come la TAV. Ma se le premesse sono rivisitazione dell'autonomia finanziaria, è inutile che vada a Roma dal presidente Conte, dice.